sanno che l'esercito veneto ha combattuto importanti battaglie nei suoi ultimi 50 anni di esistenza. Nell'ultimo decennio portavano divise blu o azzurre. Il fante usava un caschetto di foggia austriaca con piuma a lato e coccarda. Era armato di fucile con baionetta modello Tartagna di produzione nazionale. Una spada originale del 1803. Del reggimento Medin, conosciuti anche col nome di Schiavoni. Con questo termine si intendeva definire tutte quelle genti di religione cristiana che vivevano nell'oltremare veneziano. Erano i più tipici e famosi soldati della Serenissima, di nazionalità illirica, serba, croata, albanese, fucile, senza baionetta. Questo corpo fu fondato nel 1685 dal doge Francesco Morosini. Del reggimento del colonnello Savorgnan, di Stanza a Udine. I colori erano sempre bianco e azzurro. Per gli ufficiali era d'obbligo l'uso della parrucca bianca. Come armi avevano in dotazione la sciabola Qui indossa la tenuta invernale, tola francese o bicorno, in uso a quell'epoca in tutti gli eserciti europei. Vi è poi l'ordine innescar. Esso prevede la presa della cartuccia dalla giberna, l'apertura della stessa con i denti, il versamento di una parte di polvere da sparo nel bacinetto e la sua totale chiusura. Prego. Vi è poi l'ordine caricar. Il fante poggia a terra di fronte a sé il fucile in posizione verticale e versa nella canna
la restante polvere, più l'involucro di carta della cartuccia. Procediamo con l'ordine bacchetta. A questo punto verrà inserita la bacchetta nella canna, accompagnata da una pressione con circa 3 colpi. Questo movimento adesso, signori, ci sarà una specie di... non ci sarà lo sparo lo potremo fare oggi pomeriggio perché abbiamo dei vincoli, ovviamente potremo sparare dalle 4 alle 6 di pomeriggio.